Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vorrei parlarvi delle tachicardie parossistiche sopraventricolari. Trovate altri video simili, altri video informativi sulla mia pagina Facebook, Instagram e YouTube, dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Ma rispondiamo subito alla domanda: che cosa sono le tachicardie parossistiche sopraventricolari? Si tratta di un gruppo molto variegato ed ampio di aritmie, quindi non è soltanto un'aritmia, che sono tipiche dell'età giovanile. Di solito iniziano verso l'adolescenza e raggiungono dei picchi fino all'età di 40-50 anni, anche se non è raro trovarle sia al di sotto dell'età adolescenziale sia al di sopra dei 40-50 anni. Sono aritmie normalmente definite e accettate come benigne. Per benigne si intende che non espongono a rischi di infarto al cuore, ictus al cervello, arresto cardiaco o altro, però essendo delle tachicardie che iniziano improvvisamente, da qui il nome di parossistiche, possono far passare la frequenza cardiaca da una frequenza normale di 70-80 battiti fino a 160-170, a volte superare i 200 battiti, e possono quindi causare dei sintomi come le vertigini, fino ad arrivare alla sincope vera e propria, e talvolta possono causare anche affanno a riposo e dolore al petto. Proprio questi ultimi tre sintomi sono quelli più da tenere sott'occhio. Li ripetiamo, sono la sincope, quindi lo svenimento, l'affanno al riposo in corso di tachicardia e il dolore al petto, che devono indirizzare ovviamente la persona verso un medico. In assenza di questi sintomi sono tachicardie molto fastidiose, perché si sente il cuore che sembra fuoriuscire dal petto, però fondamentalmente non sono pericolose se ovviamente gestite nel breve periodo. Ma ora vediamo quali sono le tachicardie parossistiche sopraventricolari. Specifico che esistono diverse classificazioni: c'è quella più clinica, c'è quella più laboratoristica, quella da sala operatoria. Le linee guida ne propongono un'altra. Io ho cercato di sintetizzare e tratterò soltanto le più comuni che vediamo qui. La prima è la tachicardia da rientro del nodo atrioventricolare, la seconda è la tachicardia da rientro atrioventricolare e la terza è la tachicardia automatica atriale o ectopica atriale. Le prime due aritmie, quelle da rientro, saranno trattate insieme perché condividono almeno in parte la base fisiopatologica. Immaginiamo, per semplificare, l'impulso elettrico all'interno del cuore che percorre una strada dritta. Questa strada prima si può andare ad una determinata velocità elevata, poi immaginiamo che ci sia un casello come un telepass dove si è obbligati a rallentare per poi riprendere la strada ad alta velocità. Per semplificare, questo è l'impianto elettrico del cuore normale. Quindi l'impulso elettrico parte da sopra, va veloce negli atri, la parte alta del cuore, arriva a un punto di rallentamento, che è una sorta di stazione di servizio del cuore che si chiama nodo atrioventricolare, dove rallenta l'impulso elettrico. Questo serve a proteggere la parte bassa, i ventricoli, da frequenze cardiache troppo elevate. Poi l'impulso elettrico può riprendere a velocità elevata nei ventricoli, la parte bassa, quindi questa parte di rallentamento è molto importante. Cosa succede nelle aritmie da rientro? Oltre a questo casello con telepass, c'è un altro casello accanto con la sbarra alzata dove si può passare senza rallentare. Questa è una condizione che predispone al passaggio del nostro impulso elettrico sia attraverso la stazione dove si rallenta, sia attraverso la parte più veloce, quindi senza controllo. Ora immaginiamo però che questo casello, a parte quello più veloce, non sia sempre aperto, la sbarra sia a volte chiusa, a volte aperta. Quando si apre questa sbarra non è del tutto prevedibile, ma ci sono dei fattori che possono predisporre, come può essere a volte la cattiva digestione, a volte l'attività fisica, lo stress. Ci sono delle condizioni che possono aprire questa sbarra e favorire l'innesco dell'aritmia. L'aritmia dobbiamo immaginare che avvenga passando attraverso uno di due caselli per poi ritornare dall'altro casello,
una sorta di contromano e rifare un giro vorticoso dove ogni giro che si fa si dà un impulso ai ventricoli e quindi la frequenza cardiaca va molto in su. Un altro esempio che facciamo di solito è quello della rotonda stradale, dove dovremmo percorrere, diciamo, la rotonda e poi continuare dritto. Invece se l'impulso elettrico fa il giro all'interno della rotonda e avvia un loop vorticoso dove gira sempre all'interno della rotonda, ogni giro della rotonda immaginiamo che sia un impulso elettrico del cuore, è quello che avviene nelle aritmie da rientro. Ora, la differenza tra la tachicardia da rientro del nodo atrioventricolare e quella atrioventricolare è che nel nodo atrioventricolare questo rientro avviene in una zona circoscritta che spesso è molto vicina alla stazione di servizio del cuore, appunto al nodo atrioventricolare. Nella tachicardia da rientro atrioventricolare coinvolge il nodo perché si deve sempre passare dal nodo, però il rientro non è tutto all'interno del nodo, ma questa via elettrica in più che c'è, che sarebbe il nostro casello in più, che normalmente non dovrebbe esserci, si può trovare o molto lontano dal nodo atrioventricolare oppure in una posizione anche molto vicina, spesso anche più vicina di quella del rientro del nodo atrioventricolare. Qui la situazione può essere molto variegata, si chiamano vie accessorie, possono essere in diverse posizioni del cuore, alcune lontanissime dalla stazione di servizio del cuore, altre invece davvero molto molto vicine. L'altra tachicardia è invece la tachicardia atriale automatica, oppure tachicardia atriale ectopica. Ectopica vuol dire che origina in una zona diversa dalla centralina del cuore che si chiama nodo senoatriale, dal quale dovrebbero originare tutti gli impulsi elettrici del cuore. A volte capita che ci sia un focus di cellule, cioè altre cellule che si trovano in altre zone, solitamente dell'atrio, quindi della parte alta del cuore, possono essere sia dall'atrio destro sia dall'atrio sinistro, che danno degli impulsi più veloci di quelle del nodo senoatriale e possono sostituirsi. Quindi in questo caso cosa succede? L'impianto elettrico del cuore è lo stesso che abbiamo rappresentato prima, con una strada prima veloce, poi una strada di rallentamento, una parte di rallentamento, per poi arrivare alla seconda parte veloce, che sono i ventricoli, la parte bassa. Quello che cambia però è l'origine dell'impulso elettrico che percorre la nostra strada, che venendo da altri punti del cuore al di fuori della nostra centralina, che è il nodo senoatriale, va a dare degli impulsi spesso più alti, quindi con una frequenza più veloce, che poi arrivano ai ventricoli dando la contrattività e la sensazione della palpitazione del cardiopalmo che è comune a questi gruppi di aritmie che abbiamo visto. Ora, una piccola differenza a livello di sintomi che vorrei specificare tra le prime due aritmie, le aritmie da rientro e la tachicardia atriale, è la sintomatologia del cardiopalmo, della palpitazione, dove nelle prime due aritmie la palpitazione avvertita inizia improvvisamente, cioè il cuore batte prima regolarmente a una determinata velocità, quindi fa tu, e poi improvvisamente inizia ad andare velocissimo e fa tu, per poi spesso interrompersi anche rapidamente, quindi passando da tu, riprendendo la velocità precedente o poco più. Per quanto riguarda invece la tachicardia atriale automatica o la tachicardia ectopica atriale, spesso c'è una fase di riscaldamento che si chiama warm-up, come nella Formula 1, c'è il riscaldamento dell'aritmia, quindi il cuore che batte prima tu, poi improvvisamente inizia, ma gradualmente fa tu, fino ad arrivare alla frequenza della tachicardia. Spesso poi c'è la fase anche finale che è in decrescendo, cioè da tu si passa a tu, quindi non è improvvisa come nelle aritmie da rientro. Purtroppo però c'è da dire che la sintomatologia non sempre è affidabile. Il trattamento delle tachicardie parossistiche sopraventricolari può essere, semplificando al massimo, suddiviso in almeno 3 tipi di strategie. Se le aritmie non sono eccessivamente veloci e fastidiose, soprattutto se non portano a svenimenti o sensazione di svenimento, ad affanno improvviso a riposo o dolore al petto, in tal caso si può decidere tra uno non instaurare nessuna terapia, perché sono aritmie che hanno un esordio
improvviso e non prevedibile, quindi la terapia andrebbe presa in maniera continuativa e purtroppo spesso sappiamo che i farmaci utilizzati, spesso beta bloccanti, calcio-antagonisti, più raramente in questi casi veri e propri antiaritmici, hanno purtroppo uno scarso effetto sull'aritmia. Quindi la prima strategia può essere di il wait and see, cioè aspettare, vedere nel tempo come evolve, se ci sono altri episodi, se sono più ravvicinati o altro. La seconda strategia è quello dell'utilizzo dei farmaci. Dei veri e propri farmaci al bisogno che possono essere presi a casa non esistono. Di farmaci invece che vengono utilizzati per interrompere l'aritmia possono essere fatti soltanto in ospedale, sono per via endovenosa, c'è l'adenosina, che è un farmaco che va a bloccare, semplificando, va a bloccare l'aritmia a livello del nodo atrioventricolare e quindi fa passare l'aritmia fino ad arrivare in alcuni casi, ma è più raro per queste aritmie, a dover ricorrere alla cardioversione elettrica. Esiste anche la cardioversione farmacologica con dei farmaci, insomma ci sono diverse strategie, tutte ospedaliere. Il terzo tipo di trattamento è quello di fare l'ablazione transcatetere. È un intervento mini-invasivo, cioè non vengono fatti tagli né a livello delle gambe né a livello del torace, vengono reperiti degli accessi venosi, cioè delle vene, di solito a livello delle gambe, ma talvolta anche a livello del braccio, oppure la succlavia sotto le clavicole. È un intervento che viene fatto di solito soltanto con l'anestesia locale, cioè viene fatta soltanto l'anestesia sottocute dove prendiamo le vene e si fa una sedazione leggera. Spesso viene chiesto se si può essere addormentati del tutto. In questi casi non conviene essere addormentati del tutto perché abbiamo detto prima che l'iperattivazione del sistema simpatico, che è una parte del nostro sistema nervoso che è quello che più facilmente scatena l'aritmia, viene sedato insieme all'anestesia. Quindi facendo un'anestesia profonda può capitare che l'aritmia non venga fuori in sala operatoria e se non viene fuori non possiamo andarla a studiare. Ora vediamo come funziona l'intervento di ablazione. Abbiamo detto che vengono prese delle vene, di solito la vena femorale della gamba destra e sinistra, e si sale poi con dei tubicini che sono dei cateterini molto sottili, morbidi e flessibili, si arriva fino al cuore. Una volta arrivati al cuore vengono dati dei microimpulsi che non si avvertono da parte del paziente. Il paziente di solito avverte soltanto il cuore che batte prima più veloce e poi più piano, sono gli impulsi che andiamo a dare noi per cercare di far venire proprio l'aritmia in sala operatoria. Esistono anche metodi indiretti quando non si riesce a innescare l'aritmia in sala operatoria per cercare di capire da dove può provenire, ma la cosa migliore in assoluto è quella lì di andarla a scatenare, quindi indurla in sala operatoria. Una volta date questi impulsi, a volte con l'ausilio di farmaci che aumentano il battito cardiaco, si innesca l'aritmia e si va a cercare con un cateterino che si chiama ablatore, cioè il catetere che fa poi la bruciatura, l'ablazione, si va a cercare il punto esatto dove applicare questa bruciatura. L'intervento può essere fatto sia in convenzionale con soltanto i raggi oppure ci sono tecniche adesso di mappaggio avanzato del cuore, ci sono diversi sistemi che vengono utilizzati per trovare il punto preciso dove applicare la bruciatura e interrompere quindi l'aritmia. Riguardo la durata e le percentuali di successo dell'ablazione su queste aritmie, variano da un'aritmia all'altra perché dipende molto da dove si trovano queste fibre elettriche in più che dobbiamo andare a bruciare. In generale però le tachicardie parossistiche sopraventricolari sono quelle che rispondono meglio all'ablazione con percentuali globali superiori al 95%, quindi la percentuale di successo che è molto molto elevata. Riguardo la durata, invece, diciamo che ci sono dei casi in cui le fibre elettriche si trovano in delle posizioni abbastanza standard del cuore che già conosciamo e quindi si riesce a fare molto velocemente, altre volte ci vuole più tempo perché deve essere ricercata e applicata la bruciatura nel punto esatto. Diciamo che in genere nel giro di un'oretta, poco più, da quando si prendono le vene a fine procedura, in media un'oretta o poco più. L'intervento di ablazione per le tachicardie parossistiche sopraventricolari
è uno di quello in cui il rapporto tra i benefici dell'ablazione e i rischi sono fortemente a vantaggio dei benefici. Per questo motivo, anche dalle linee guida cardiologiche, l'intervento di ablazione può essere proposto già dal primo o dai primi episodi di tachicardia, dove viene documentata e dove quindi si può avere già un'idea della sede della fibra elettrica da andare a bruciare. In tutti i casi di tachicardie parossistiche sopraventricolari, ma di aritmie in generale, è sempre fondamentale avere a disposizione l'elettrocardiogramma, quello in carta rosa, dove nel momento in cui sia presente l'aritmia. Spesso queste aritmie vengono documentate in ambulanza, poi passano nel frattempo che si arriva in ospedale o vengono documentate in pronto soccorso. È molto importante richiedere l'ECG, ma è sempre fornito, e conservarlo per farlo vedere poi all'aritmologo in modo da poter valutare per bene che tipo di aritmia si tratta. Ripetiamo sempre questa cosa perché talvolta queste aritmie vengono refertate con il nome più generico di tachicardie parossistiche sopraventricolari, però poi abbiamo visto che ne esistono diverse e che sono tante all'interno. All'aritmologo, che poi deve valutare il percorso da instaurare, interessa tantissimo l'elettrocardiogramma in aritmia, quindi non basta soltanto il referto dell'elettrocardiogramma, serve proprio il foglio rosa. Vorrei concludere questo video tranquillizzando e ribadendo che le tachicardie parossistiche sopraventricolari sono delle aritmie benigne se non sono associate ai sintomi quali i campanelli di allarme che abbiamo detto prima, cioè il dolore al petto, l'affanno a riposo e lo svenimento. E pensate, sono delle aritmie per le quali si può concedere anche l'attività agonistica, cioè almeno non è una controindicazione assoluta all'attività agonistica, e sappiamo quanto sia rigido il regolamento per concedere l'attività agonistica in Italia e in generale in Europa. Dunque vorrei tranquillizzare sulla benignità di queste aritmie. Il valutare di intraprendere un trattamento che può essere farmacologico o di ablazione deve essere valutato dal medico esperto al quale dovete riferire i vostri sintomi. In linea generale, se gli episodi sono frequenti e molto sintomatici, è una delle indicazioni più classiche. L'altra è la riduzione della qualità di vita, perché spesso ci sono persone che magari non vogliono prendere l'aereo, non vogliono prendere la barca, non guidano neanche più l'automobile perché hanno paura dell'insorgenza di queste aritmie o di stare magari lontani da ospedali. Queste sono le indicazioni a provare a risolvere il problema. Bene, se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere mi piace e a condividerlo. Potete seguire altri video informativi come questo sulla mia pagina Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Vi ringrazio ancora per avermi seguito. Grazie.